Pronti? 1, 2, 3. Stavolta sembra buona davvero, è partito benissimo Bip Numero Bip 3 MTT che rendeva Barnillenni 20 metri. squalificato. Al comando si è Numero portata 2 Borea Desi del Gall. Duomo squalificato. Poi all'esterno Numero Cometa La 1 Torre in mezzo alla Demetra pista, prova a GVS puntare in avanti squalificato. Bip Bip MTT. Numero C'è già 8 output Babel pressure sui VL primi. squalificato. Intanto continuano le rotture, si viene davanti alle tribune con Bip Bip MTT che passa a condurre in confronti di Output Pressure che prova a puntare in avanti, poi Borea Gall, quindi in corda Cometa La Torre, ancora Axel Nib, mentre Attalo precede King Nass, il quale prova a iniziare a mettersi sulle gambe. Questi, quelli che sono nel gruppo di testa, 600 metri che se ne vanno in 45 e 3, con Output Pressure che punta su Bip Bip MTT, cerca quantomeno di farsi posto secondo in corda Tommaso Gambino avanti a Borea Gall, mentre sta puntando in avanti con decisione ora King Nass. Giro che se ne va in un minuto spaccato. Output Pressure che cerca posto secondo ma non lo trova perché si attacca in mano quando Tommaso Gambino prova a prenderlo in mano e allora Borea Gall fa tempo a mettersi sotto. E così King Nass è in seconda pariglia a precedere Attalo. Chilometro in 1.15.8, in vantaggio Bip Bip MTT, di fuori Output Pressure, in corda c'è sempre Borea Gall, poi King Nass, quindi Attalo, poi Cometa La Torre a precedere Castor e Lux e quindi Axel Nib. Quindi c'è uno davanti alle tribune, continua in vantaggio Bip Bip MTT, all'esterno Output Pressure, poi King Nass che segue i primi due, Borea Gall che è richiesta per tenere il contatto. Frazione ancora in 15 per la curva di destra, Bip Bip MTT in vantaggio e Output Pressure al suo esterno, così come dall'avvio galoppa Borea Gall, King Nass che segue i primi due, poi Attalo, quindi Cometa La Torre a 400 metri dalla conclusione, la retta di là in 14 e 1, Bip Bip MTT che prova la fuga, King Nass che va di dentro per guadagnare la posizione su Output Pressure che è stanco dopo il durissimo percorso. Quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo, Bip Bip MTT in vantaggio, King Nass che prova a prepararsi a spostare, poi Output Pressure, Bip Bip che è ancora in avanti, King Nass che ci prova, Bip Bip MTT che viene a vincere nei confronti di King Nass, poi Output Pressure. 1.15 il ragguaglio sul doppio chilometro, vale meno ovviamente per Bip Bip MTT che rendeva 20 metri, 28,6 la chiusa, 57,7 per gli ultimi 800 metri di corsa. Carmine Piscoglio in salchi per il training di Battista Congiu, colori di Giancarlo Miotto, la vittoria di Bip Bip MTT che prosegue il suo momento di forma al top, figlio di Main Wise AS che porta a casa la vittoria, corre bene al secondo King Nass, Output Pressure è terzo.